a Noi Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della diocesi di Chiavari. Ultima puntata prima del Natale dedicata ai tanti eventi, ai tanti appuntamenti di scambio, di auguri natalizi che sono l'occasione per riflessioni significative. Una su tutti, ed è quella con cui abbiamo scelto di aprire questa puntata di Noi Chiesa, è stata l'occasione dello scambio degli auguri natalizi fra il vescovo di Chiavari Gianpio De Vasini e i sindaci del territorio della diocesi di Chiavari, perché in questa occasione il vescovo ha proposto una riflessione di ampio respiro, chiedendo una particolare attenzione ai giovani che vivono nel territorio della Liguria di Levante. Il vescovo in particolare ha chiesto agli amministratori locali di provare a costituire una vera consulta dei giovani, quindi con l'obiettivo di ascoltare i loro sogni, i loro desideri e le loro proposte, perché solo insieme, ha detto il vescovo in conclusione, quindi solo immaginando un tavolo permanente per il futuro del Tigullio, solo insieme, appunto, ha detto il vescovo, si possono affrontare le sfide del presente. Vediamo. Un patto generazionale per salvare i sogni dei giovani, una consulta per dare loro voce, perché le sfide per un territorio bellissimo e stanco si attraversano grazie ad innovazione e fiducia e costruendo tavoli di collaborazione che portino a scelte territoriali condivise. Ha volato alto il vescovo di Chiavari incontrando i sindaci del territorio in vista del Natale e al tempo stesso ha chiesto loro concretezza, suggerendo strade percorribili. Se nel Tigullio si vive bene, è anche vero che qui, come altrove, invecchiamento della popolazione, calo della natalità, riduzione dei nuclei familiari interpellano, così come la solitudine degli anziani, le fughe dei giovani, le difficoltà lavorative delle donne madri e l'integrazione della popolazione straniera. Un patto generazionale che metta al centro i giovani e crei un ambiente favorevole per gli anziani è dunque imprescindibile, ma è necessario per questo costituire una consulta dei giovani del Tigullio, che aggreghi e dia voce ad una generazione destinata a contare poco nelle scelte politiche di stampo sociale. Una consulta con poteri consultivi e propositivi, in grado di affrontare le sfide del presente in un rapporto di stretta collaborazione con le istituzioni. La fragilità ambientale e il bisogno di creare circuiti integrati fra coste ed entroterra, la necessità di salvaguardare le realtà industriali e quelle che operano nel campo dell'innovazione tecnologica sono processi che non possono prescindere dal coinvolgimento dei giovani attraverso due passaggi fondamentali. Il primo, l'investimento sull'intelligenza artificiale e al tempo stesso sulla qualità della vita delle persone attraverso la tutela dell'ambiente, anche imitando il modello delle comunità energetiche solidali che a Genova stanno iniziando a muovere passi sostanziali. Il secondo, la tessitura di un clima di fiducia fra tutti gli attori del tessuto economico e sociale per corroborare cooperazione, partecipazione e dialogo, perché in prospettiva le amministrazioni comunali non potranno più fare a meno della partecipazione attiva di cittadine e cittadini. In questo senso Monsignor De Vasini ha chiesto agli amministratori di dare vita ad un laboratorio in cui tutto il Tigullio sappia mettere a fattor comune le specificità, creando progetti intercomunali su assetto urbanistico, sanità, formazione, promozione turistica e depurazione delle acque, perché protagonisti pubblici e privati scambino idee e impegni in vista di un futuro condiviso. Sindaco, quale augurio per le festività imminenti e soprattutto per il 2026 che arriva? L'augurio che i sentimenti del Natale, che sono di gioia, accoglienza, di nascita, quindi di festa e soprattutto di generosità, condivisione, siano per tutti i cittadini e non siano limitati solamente al periodo di Natale, ma possano essere conservati nel proprio cuore e non messi dentro lo scatolone che poi a fine feste viene portato in soffitta. Direi tanta serenità, abbiamo bisogno di serenità, i problemi sappiamo e li viviamo quotidianamente e quindi auguro a tutti i cittadini del Tigullio, a chiavaresi in primo luogo ovviamente, tanta serenità, di passare delle feste serene con i propri cari e di finire l'anno pensando già al prossimo in un'ottica proprio di comunità. Una priorità per Chiavari per il 2026, un suo sogno? Bacchetta magica? Bacchetta magica, anche se non riguarda direttamente perché di privati, è sempre Cantero.
Mi auguro per la mia città, ma anche per le città del nostro territorio, quindi di tutto il nostro comprensorio, che sia un anno positivo e propositivo, che permetta alle nostre amministrazioni di venire incontro alle esigenze dei nostri cittadini e permettano questo anno nuovo a noi amministratori di avere delle possibilità positive per mettere in campo tutte le iniziative, tutti i progetti e tutto quello che vogliamo realizzare di buono per il nostro territorio. Le sfide non mancano. Le sfide non mancano mai, siamo in un momento complesso e come amministratori davvero quotidianamente ci troviamo di fronte a problematiche che non si possono risolvere subito. Quindi mi auguro per me, ma anche per gli altri amministratori, per i miei colleghi, che il nuovo anno porti delle risorse economiche, dei nuovi progetti a cui i comuni possano aderire per portare migliorie all'interno del proprio territorio. Ora facciamo un passo indietro e parliamo di un'altra occasione in cui tante persone si sono messe insieme, appunto, come diceva il vescovo di Chiavari, l'arrivo della luce della pace di Betlemme, che anche in questo caso, anche quest'anno, è stata accolta dalle persone che fanno parte di associazioni, movimenti, gruppi laicali del nostro territorio. A gestire tutta la parte organizzativa e logistica sono stati i gruppi scout, ma c'erano davvero tante persone davanti alla cattedrale chiavarese di Nostra Signora dell'Orto. Anche quest'anno la fiammella accesa nella chiesa della Natività a Betlemme arriva nelle case italiane. La luce della pace, segno che parte dalla grotta di Gesù in Terra Santa per raggiungere in treno l'Europa attraverso l'impegno del movimento scout, è arrivata a Chiavari. Qui, davanti alla cattedrale di Nostra Signora dell'Orto, si è svolto un momento di preghiera e di accoglienza. È un segnale di pace in dei tempi bui sostanzialmente. C'è questa luce che arriva fin da Betlemme con aerei per poi andare in Germania, per poi arrivare fin qua, che è un simbolo, seppur piccolo, di pace che poi viene distribuito a noi tutti in tutte le parrocchie. Come la vivete voi scout questa esperienza? È un momento sia conviviale di un attimo di servizio che un momento profondo, perché comunque una cosa molto importante questo simbolo che l'hanno introdotto proprio gli scout in Europa e è bello continuarlo a perpetrare. Una tradizione che nasce nel 1986 in Austria, quando un bambino accende una luce dalla lampada nella chiesa della Natività per poi portarla e distribuirla nel territorio austriaco. Dal 1996 anche gli scout italiani portano avanti questa usanza a livello nazionale. Secondo me è una bella esperienza da fare perché non capita tutti i giorni. Comunque è la prima volta che succede, quindi sono un po' emozionata. Per te invece? Anche per me è una bella emozione, soprattutto anche con gente che ormai mi trovo bene, soprattutto con il mio gruppo scout mi trovo molto bene, e un'esperienza così potrebbe anche succedere più volte secondo me, quindi bene. No? Qual è il segnale che volete mandare? Che bisogna stare uniti, che è una bella sera e il gruppo fa la forza. Una luce che vorrebbe arrivare a tutti senza distinzione, perché la pace è e dovrebbe essere di tutti, ricchi, poveri, persone di ogni etnia, credenti e non credenti, con l'obiettivo che arrivi dove sono presenti persone che soffrono per malattie, guerre e mancanza di speranza. Un significato che non è soltanto religioso, ma vuole essere un segno di valori condivisibili da tutti gli operatori e costruttori di pace. Al termine della cerimonia sono state distribuite delle candele per prendere la luce e portarla nelle case ad illuminare la propria vita. La pace non si ottiene così e senza fare niente, ci vogliono dei piccoli gesti e penso che anche nel nostro piccolo, essere qui stasera, possiamo testimoniare la voglia di pace, la voglia di avere pace nel mondo. È stata come sempre una bella iniziativa, tra l'altro qui a Chiavari abbiamo deciso già da qualche anno di preparare la veglia insieme a tutti i movimenti ecclesiastici della diocesi, quindi un evento che nasce un po' portato in Italia dagli scout, però
a Chiavari diventa un'occasione di lavorare insieme, di fare qualcosa insieme, che è una cosa che ahimè succede di rado e da qualche anno riusciamo, ed è una cosa veramente bella, un'esperienza che si aggiunge alla bellezza del gesto, è proprio, insomma, è interessante e bello fare qualcosa insieme tutti. Come nasce questa esigenza? Diciamo che è un'idea che abbiamo avuto qualche anno fa, l'abbiamo proposta ai movimenti della diocesi e tutti hanno accettato veramente con entusiasmo, quindi è diventato un appuntamento annuale che si ripete con gioia, ci si incontra, si prepara, e quindi è proprio una bella esperienza di chiesa che si accompagna a questo gesto della luce, che è già di suo un bel gesto. Cosa possiamo dire? Qual è la speranza? Tanti giovani, tanti adulti, un gruppo bello eterogeneo. Sì, direi che siamo giovani, adulti, anche più che adulti come sottoscritto, ed è bello appunto lavorare insieme, proprio fare questa esperienza di popolo insieme, riuniti intorno alla luce che arriva da Betlemme, e ci aiuta molto in questo periodo proprio a vivere, a prepararci al Natale. Un segno di pace che serve soprattutto certo. In questo periodo. Certo, ce n'è molto bisogno, pace a tutti i livelli, ecco, la pace nei cuori, come ci hanno detto gli amici degli scout, pace in famiglia, pace con le persone, pace nel lavoro, la pace che proprio parte da ognuno di noi, dal cuore di ognuno di noi, e poi diventa pace per tutti. Poi come si costruiscono ponti con le persone, così si costruiscono ponti fra le nazioni, fra i popoli, perché la convivenza è un obiettivo che non possiamo non perseguire. Ecco. E un'altra occasione in cui realtà diverse si mettono insieme è ormai tradizionale la cena dei club service del territorio della diocesi di Chiavari, realtà che ogni anno scelgono una delle mense dei poveri del territorio della diocesi per una raccolta fondi speciale. In questa occasione infatti i club service si ritrovano per la celebrazione della messa e per la cena al villaggio del ragazzo, ma ogni anno una delle mense dei poveri, quella prescelta, è destinataria di generi alimentari, di buoni pasto e di denaro proprio per sostenere le spese, per poter acquistare prodotti alimentari per chi è più in difficoltà. Vediamo. È nata come una occasione di condivisione e fraternità in vista del Natale e si è subito trasformata in un'iniziativa di solidarietà che di anno in anno coinvolge tutti i club di servizio radicati nel territorio della Liguria di Levante. Per il 14° anno la cena di Natale dei club service è stata l'occasione per raccogliere fondi per una delle mense dei poveri del territorio della diocesi di Chiavari. Quest'anno la mensa beneficata sarà quella dei frati dei Cappuccini di Chiavari e avremo Padre Aldo dei frati Cappuccini qua a presentarli. Abbiamo già portato quasi 1 tonnellata di beni alimentari nei giorni scorsi offerti dalla Conad, da FG Center, da Mac Market e da un negozio alimentari da Neri di Ne. E contiamo poi questa sera di fare un bel ricavato da trasformare in buoni acquisto sempre per l'acquisto di beni alimentari per la mensa dei poveri. Oltre ai supermercati che ho citato prima, vorrei ringraziare il centro latte Tigullio Rapallo che tutti gli anni ci sponsorizza fornendo latte alla mensa beneficata e gadget per l'iniziativa. L'Unicef partecipa a questa manifestazione dai primi anni che abbiamo iniziato io e la Silvia Garibaldi a mettere insieme queste cose per far conoscere al nostro vescovo la realtà del territorio. E ogni volta che facciamo l'iniziativa abbiamo una risposta subito molto positiva. Noi, oltre ai bambini che in questo periodo hanno veramente bisogno e per i quali facciamo sempre un appello disperato, partecipiamo anche a queste manifestazioni perché è sempre un aiuto per chi ha bisogno
e tante persone hanno bisogno di noi. I club service sono tutti partecipi. I soci prendono parte alla messa presieduta ogni anno dal vescovo e poi si radunano per la cena, che è una ulteriore occasione di raccolta fondi. Voi sapete che Rotary è un'associazione di servizio, quindi noi siamo presenti in tutte le occasioni in cui possiamo in qualche modo contribuire alla migliorare la situazione dei nostri concittadini. Noi siamo molto come club di Rapallo Tigullio molto attivi sul versante istruzione. Noi abbiamo una fondazione Zavataro che si occupa degli studenti della media superiore e all'università con borse di studio e appoggio, una sorta di tutoraggio. Siamo a borse di studio per gli studenti meritevoli delle scuole medie inferiori e poi con la Fondazione Ferrari adesso ci occupiamo anche delle scuole tecnico-professionali. Quindi in questo momento come club i nostri servizi sono soprattutto quelli volti all'istruzione e all'educazione dei giovani. Siamo presenti anche nel sociale, abbiamo contribuito, in qualche modo aiutiamo il villaggio del ragazzo, l'ANFAS del Tigullio orientale e occidentale, siamo legati a nuovi progetti insieme agli altri club sul sostegno alle donne vittime di violenza e quindi come vedete cerchiamo di lavorare il più possibile ad ampio raggio. Noi abbiamo una fondazione internazionale che interviene in tutte le emergenze a livello proprio internazionale, però anche a livello locale, quindi noi ci occupiamo di tutto ciò che possiamo fare per aiutare quindi anche a livello locale i nostri concittadini, tutti quelli che possiamo fare, quindi facciamo molti service proprio nell'ottica di migliorare anche la vita per quanto possiamo, per quello che possiamo noi. Fra i service club è presente nella nostra diocesi il Serra, il cui servizio è il sostegno alle vocazioni sacerdotali. Siamo presenti in tutto il mondo, io sono genovese, però in questo momento appunto questo incarico internazionale, la sede dell'associazione è a Chicago, il Serra è presente un po' in tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Brasile, alla Thailandia, a Hong Kong, al Nigeria, e quindi è un'associazione che è un po' l'unica al mondo che ha questo obiettivo. È un club service dove appunto il servizio è questo di favorire e sostenere le vocazioni. Riprendiamo il racconto delle celebrazioni eucaristiche che Teleradio Pace trasmette ogni domenica da una diversa comunità del territorio della Liguria di Levante o di Genova. La scorsa settimana, nella terza domenica d'Avvento, è toccato alla parrocchia di San Pier di Canne a Chiavari. Invece, domenica 21 dicembre, quarta domenica di Avvento, toccherà alla parrocchia della Santissima Annunziata del Chiappeto nel quartiere di San Martino a Genova. Domenica 21, quindi, la Santa Messa sarà trasmessa alle 11 in diretta al canale 12 di Teleradio Pace. La chiesa parrocchiale di San Pier di Canne, popoloso quartiere nella periferia di Ponente di Chiavari, è crocevia per tutti coloro che dalla collina scendono in città. Questa sua caratteristica la rende idealmente un punto di convergenza per chi risiede nelle frazioni della zona pastorale: Magena, Campodonico, Sanguineto. Io vengo dalla parrocchia di Magena, però da 25 anni sono nella parrocchia di San Pier di Canne, sì. Diciamo che siamo qua nelle vicinanze in confine. E Silvia è anche autoctona qua? Allora, in realtà ho fatto il contrario di Nadia, perché io sono nata a San Pier di Cane, ma poi mi sono sposata e sono di Magena, quindi oggi, e di solito canto a Magena, oggi sono qua in trasferta, diciamo, faccio la tournée, e quindi, però no, vengo a cantare spesso e volentieri qua. Da tanti anni comunque queste comunità sono in un'unica zona pastorale. Sì, grazie a Don Tonino devo dire che lui ha sempre fatto un'opera di collaborazione, ci ha sempre tenuti un po' insieme, perché comunque, essendo lui l'unico parroco, era normale fare un'attività in una parrocchia e poi andare a spostarsi e fare in un'altra. Don Francesco sta facendo la stessa cosa. Abbiamo condiviso un percorso in questo periodo di Avvento itinerante, abbiamo fatto delle serate in tema, diciamo, appunto dell'Avvento, e ci siamo spostati nelle varie parrocchie ed eravamo misti, non è che nella parrocchia di Magena c'erano i parrocchiani di Magena, era una cosa comune, diciamo, molto bella. Da settembre scorso la comunità di San Pietro ha accolto il nuovo parroco Don Francesco Basso, che ha impresso il suo entusiasmo e la sua vivacità nei vari gruppi parrocchiali. Facciamo la messa domenica mattina
Poi alla sera facciamo un incontro dove parliamo domenica sera, grazie, che parliamo affrontiamo degli argomenti importanti inerenti alla Chiesa. Per esempio 2 settimane fa abbiamo parlato del coraggio, dove dico siamo coraggiosi, e poi anche delle paure che abbiamo in situazioni della vita, e basta. Frequento il gruppo giovani ormai quasi 2 anni, dopo la Cresima ho seguito un po' le orme di mio fratello e sono entrato anch'io nel gruppo, e come ha detto Samuele, la domenica quasi sempre ci incontriamo e giochiamo, chiacchieriamo, ceniamo insieme e facciamo anche degli incontri per tirare fuori magari qualcosa di noi che di solito non facciamo trasparire. È un momento sempre bello perché magari viene qualcuno di nuovo o comunque qualcuno che non viene da tanto, e sempre con gioia e con allegria. Quanti siete nel vostro gruppo più o meno? Allora, un incontro normalmente ci siamo una ventina o anche più di persone, però magari nel gruppo ce ne sono ancora di più, ma alcuni non riescono a venire per lavoro o per altri impegni. Cosa che vi piace di più di questi momenti di condivisione in parrocchia, oltre a quelle che avrete magari anche al di fuori della parrocchia? Stare insieme, sapere cosa dicono gli altri sui loro temi, appunto il coraggio e la paura, e poi mangiare insieme, giocare insieme. E tu? A me piace soprattutto comunque incontrare magari la gente, comunque dopo una settimana è diventato come un appuntamento fisso e magari ci raccontiamo quello che è successo, giochiamo. Mi piace soprattutto magari dopo cena, quando si è più tranquilli, magari andiamo su nel salone dove c'è il ping pong, i calcetti, ci troviamo lì, giochiamo un po'. Da quando c'è Don Francesco siamo molto più tutti partecipi e abbiamo fatto il nostro gruppo. Don Francesco ci indica i brani che avrebbe piacere di fare alla domenica, e noi durante la settimana, incastrando tra tutto quanto, riusciamo a vederci quell'oretta, quell'ora e mezza per provare e rendere la domenica un po' più piacevole. Allora, ci presenti un po' tu le coriste? Allora, queste sono le nostre 2 nuove suore acquisite da poco, che danno un grande supporto al coro. E poi abbiamo Nadia, Silli, Pia, Antonio, che è un chitarrista che è arrivato da poco, poi abbiamo la Veronica che non c'è, e Marco che si nasconde. Marco lo conosciamo. Lo conoscete molto bene. Per altri motivi. Com'è la vita qua in parrocchia? Bella, molto bella, siamo tutti partecipi, ci sono dai giovani che partecipano, fanno tante cose, sta diventando una comunità molto attiva, molto bella. Voi diceva siete arrivate da poco qua a San Perdicani? Sì, siamo arrivate da poco, siamo arrivate quest'estate, ma diciamo più stabilmente da settembre in poi. Veniamo da Genova, siamo la piccola opera Regina Apostolorum, con il nostro carisma per i sacerdoti. E siete qua in pianta stabile? O? Sì, siamo in pianta stabile, sì, siamo io e Suor Sandra, la mia superiora. Ecco, voi come integrate in qualche modo l'attività della parrocchia, come vi inserite nel cammino pastorale di questa parrocchia? Don Francesco ci ha subito chiesto, ci ha subito inserito, allora col catechismo e poi con il gruppo giovani, e poi abbiamo una casa qui di ospitalità dove in certi momenti dell'anno sono venuti i gruppi del catechismo a fare dei ritiri, dei momenti per stare insieme. Questo. È una parrocchia vivace, mi sembra. Sì, è una parrocchia vivace, sì, una parrocchia vivace. Ci si sta bene, devo dire che veramente a San Perdicani ci si sta molto bene. La comunità si prepara a festeggiare il Santo Natale nel segno della novità e della tradizione che di anno in anno si rinnova nell'allestimento dei presepi. Ci sono tante cose, ma soprattutto ci sono tante persone in questa comunità, in queste comunità, penso anche alle comunità di Magena, Sanguineto e Campodonico, con cui si collabora insieme. Ecco. Quindi un territorio fatto di persone con tante storie, le più diverse, ma anche tante speranze e tanta voglia di stare insieme. Anche la messa di questa mattina che abbiamo avuto modo di celebrare insieme credo sia stata una bella testimonianza per noi stessi e per tutti.
Il primo Natale da parroco in questa comunità che già conoscevi però nel tuo percorso di formazione verso il sacerdozio. Ecco, c'è stato un percorso particolare che è stato percorso in questo tempo di avvento in queste comunità della zona pastorale? Sì, intanto con i bambini ci stiamo sempre chiedendo come possiamo accendere la pace. Lo facciamo con i bambini e attraverso i bambini tentiamo di condividerlo nelle nostre Eucaristie domenicali, quindi essere pronti, ascoltando la parola coraggio che oggi il profeta Isaia ci ha consegnato, perché nel mondo che viviamo, in un mondo fatto di terrore, di ansia, di paura, crediamo forte che noi nel nostro piccolo possiamo accendere la pace. E poi abbiamo vissuto alcune serate in cui, come delle sentinelle, sempre guardando il profeta Isaia, ci siamo chiesti come attraversare le luci e le notti di questo tempo, quindi le notti dell'indifferenza, la notte del dolore, la notte della divisione, come attraversare queste notti, anche come attraversare e raggiungere, traguardare le luci della vicinanza, del nostro stare insieme, della speranza e la luce dell'unità. Questo è un modo di dare forza e voce a quello che noi già stiamo tentando di vivere come comunità. Don Francesco com'è? È una persona molto brava, gentile, simpatica. Sei d'accordo? Sì, aggiungerei che magari coinvolge un po' tutti in un modo un po' suo. In modo un po' suo, cosa possiamo dirlo? Tanto non ci ascolta nessuno. In modo un po', diciamo, spontaneo, come è successo prima a messa, va dalle persone, gira e cerca di coinvolgere tutti che in modo molto inaspettato. E questo genera entusiasmo, un po' di vergogna magari da qualcheduno tipo lui. Poi un nuovo modo, così una chiesa aperta. Sì, è comunque molto solare, c'è un po' tutti col suo sorriso e cerca comunque soprattutto di coinvolgere noi giovani. Qual è l'augurio di Natale per la tua comunità, ma diciamo per tutti coloro che sono raggiunti da questa intervista, e poi anche un ricordo di Don Tonino, che comunque ti ha lasciato il testimonio di una parrocchia molto importante e vivace? Di Don Tonino, che ci ha seguito stamattina attraverso Telepace, sicuramente la gioia di questo tempo del Natale. I presepi, come hai ricordato anche tu, sono proprio una sua eredità molto bella e molto viva, e quindi continuiamo a portarla avanti e non vediamo l'ora che lui torni con noi per vedere, insomma, ci ha seguito anche un po' nella preparazione. Oltre alla tradizione del presepe, quello statico, che vediamo qua nella chiesa di San Pietro, c'è anche una tradizione che si sta insinuando, quello del presepe vivente. Quando sarà quest'anno l'appuntamento? Il 27 dicembre nella parrocchia di Campodonico, dove tutti i parrocchiani sono invitati a partecipare. Alcuni faranno i mestieri, altri si adoperano proprio sia dalla parte, diciamo, corale, nel cibo, diciamo anche poi nel momento di convivialità che ci sarà dopo, e sono tutti, diciamo, pastori del presepe. È una tradizione da alcuni anni e ci riuniamo, decidiamo cosa fare, come vestirci, e diciamo che la regia è di Don Francesco, come sempre. Ecco, allora potete già dirci qualche cosina di che cosa state preparando, come vi state organizzando per questo presepe? La storia è un po' lunga, però piano piano si sta formando il gruppo. Ci saranno gli angioletti, che saranno i bambini del catechismo, i vari personaggi dei mestieri, ci sarà da mangiare, tanto cibo buono. Questo non manca mai nelle nostre... Mai, non manca mai. Quest'anno ci saranno anche i laboratori per bambini, musica dal vivo e... niente. Ed è un presepe che realizzate come zona pastorale, tutte le comunità della zona pastorale? Sì. È una tradizione di parecchi anni fa, poi col Covid si era rallentata, anzi fermata, e ora dall'anno scorso è ripresa e siamo contenti di riunirci e riproporre questo evento, questa festa. Quale sarà il tuo ruolo all'interno del presepe vivente? Perché allora
Vabbè, il mio ruolo sarà un ruolo un po' particolare perché diciamo, rappresenta un po' quella che è la guida, no? Diciamo, di diverse persone, come sono stati ad esempio i Re Magi che hanno seguito, no? Quella che è la Stella Cometa. Infatti il mio ruolo sarà proprio la Stella Cometa, cercando di guidare verso quello che è la nascita di Gesù bambino, no? Quel volto tanto carino e fragile, no? Che in qualche modo ci invita, no? Verso il Natale e verso quella che è la nascita di Gesù, ecco. Direi che non è un ruolo secondario quello della Stella Cometa, che orienta tutti i pastori, tutti coloro che vedranno questa grande luce e seguiranno e andranno alla Natività. Sì, è un ruolo molto importante, fondamentale, perché la stella è un luogo di orientamento, cioè è un modo per orientarsi, e la Stella Cometa rappresenta proprio quella via, no, verso cui siamo diretti, no, che è proprio il volto di Gesù, e che in qualche modo ci insegna lo stare insieme, l'amicizia e l'amore, no? Un bambino che nasce, Dio che si fa uomo, proprio per insegnarci ad amare. L'augurio che sento per questo Natale lo chiedo per me, lo chiedo per le comunità e per coloro che ci seguono, è di scoprirsi e sentirsi sempre di più famiglia. Credo che è un dono che ci ha fatto il Signore venendo nel mondo e dandoci la Chiesa come un segno della sua presenza, quello di essere Chiesa che è famiglia fra le case, famiglia fra famiglie, in cui ognuno possa sentirsi amato e non un numero. Ora torniamo al villaggio del ragazzo di San Salvatore di Cogorno, perché anche quest'anno il vescovo Giampio ha celebrato la messa per gli ospiti e i dipendenti delle varie strutture in cui è articolata l'attività del villaggio del ragazzo. La Santa Messa è stata ospitata nella palestra del Centro Benedetto a Quarone e c'erano davvero tante persone che hanno preso parte a questo momento che a tratti è stato anche piuttosto commovente. Gli ospiti delle strutture del villaggio del ragazzo hanno portato la croce e accompagnato il vescovo Giampio alla palestra del centro Acquarone, dove si è svolta la tradizionale festa di Natale dell'Opera Diocesana. Partecipano i dipendenti, i volontari, le autorità, gli amici dell'ente, fondato da Don Nando Negri, nelle sue diramazioni socio-sanitaria ed educativa. Nella messa il vescovo ha ricordato che Dio è amore e le sue parole si sono amalgamate con i gesti di cura che rendono vera e concreta questa predilezione, non solo in occasione del Natale e non solo in occasione di momenti particolari, ma tutti i giorni, ogni ora, con una dedizione costante e silenziosa. Questa è una messa speciale, quest'anno in modo particolare, perché grazie al nostro vescovo è stata anche una messa giubilare e ha permesso davvero ai più piccoli del Vangelo di poter incontrare Gesù e di poter vivere appieno le celebrazioni che prevede, diciamo, la Chiesa per quanto riguarda il momento giubilare, e quindi è stato davvero un profondo momento di comunione. È il modo per fare gli auguri di Buon Natale. Sì, ma proprio veri, sono gli auguri migliori che si possono fare quando si è vicino davvero ai più piccoli, lo vivi proprio nell'incarnazione del Vangelo, quindi è davvero bellissimo. Nel corso della celebrazione uno degli ospiti del centro, Cristiano Benato, 50 anni da pochi giorni, ha ricevuto la prima comunione, un gesto che è stato accolto come un dono da tutto il personale e dagli assistenti della struttura. Al termine, oltre ai saluti istituzionali, ci sono stati i grazie di Don Paolo Zanandreis, presidente dell'Opera, che nel 2026 festeggerà gli 80 anni dalla fondazione e i 20 anni dell'addio al suo fondatore. Io sono del villaggio da quando ancora nelle scuole elementari andavo al Monte Zatta, che c'era Don Nando, Don Ferrari, Don Luigi Manzino, eccetera, e da lì in poi il villaggio è sempre stato nel cuore mio e la gioia di sapere che attraverso quest'opera la nostra Chiesa diocesana è vicina ai piccoli, ai più piccoli, ai poveri, ai beniamini di Gesù. E allora io rinnovo i miei auguri a tutto il villaggio, a tutta l'opera del villaggio, a tutte le persone che vivono in questa realtà, e dico grazie a Dio, grazie a Don Nando che di lassù
ci vede e ci protegge. Il Vescovo parlava di sincerità e di vicinanza all'altro. Credo che momenti come questo e venendo al Benedetto Acquarone questo aiuta. Sì, certamente. È proprio questo che ci spinge a portare avanti e a favorire che quest'opera continui e risponda sempre alle nuove esigenze che la società nostra chiede. Dopo la messa la festa è continuata con il pranzo preparato dal personale addetto alla cucina del centro Acquarone e servito ai tavoli dai dipendenti del banco BPM che con simpatia e generosità per il 7° anno si sono calati nei panni di camerieri. Questa giornata. Ogni anno è veramente emozionante, bellissima e lo facciamo sempre con entusiasmo, è faticosa ma è veramente bellissima giornata e qua i colleghi sono sempre contenti, invece che stare in banca oggi servite voi come gli ultimi anni, siete voi a servire i tavoli. Esatto, a crearli e a servire, allestire e tutto. Allora, grazie di tutto. Grazie a voi. C'è stata un'occasione di scambio di auguri natalizi anche per noi, per la nostra categoria, per i giornalisti e gli esponenti del mondo della comunicazione locale. Il direttore dell'ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Chiavari, Don Luca Sardella, ha celebrato per loro la Santa Messa. Nel cammino in preparazione al Natale la pagina di Vangelo invita a non temere. Cosa può significare questo per un comparto, quello dell'informazione, che vive di crisi profondissime in questo momento? La pagina evangelica che ci ha accompagnato in questa giornata prende proprio spunto dalla vicenda umana di Giuseppe, che riceve in sogno questo invito: non avere paura, non temere. E lo sento un invito promettente anche per la nostra professione di giornalisti in un tempo storico dove ci sono da attraversare tante incertezze a livello economico, tante incertezze legate all'introduzione dell'intelligenza artificiale. Non sappiamo dove andrà a finire questo nuovo strumento che abbiamo a disposizione. E quindi ci sono tante sfide che devono essere raccolte, affrontate, ma direi con la carta dell'insieme. Le crisi si attraversano sempre insieme e allora che sia possibile, anche alla luce di questo scenario inedito che stiamo attraversando, poter cogliere il buono di un fare squadra che può regalare alla nostra professione anche una qualità in più. Celebrare l'Eucarestia tra rappresentanti di testate diverse, insomma, che condividono il mestiere non solo a Chiavari ma anche a Genova, insomma, con uno sguardo a tutta la regione, forse anche un po' questo senso, nella semplicità del gesto, il fatto di dire non siamo soli. Il fatto di ritrovarsi insieme lo credo importante, sia perché condividiamo al di là della professione anche un'amicizia, perché poi tra colleghi ci si conosce, ci si stima, si impara a vicenda anche dalla modalità di lavorare degli altri e poi dalla possibilità anche di appunto un fare squadra a servizio di un territorio. Lavoriamo insieme certamente per testate diverse, ma lavoriamo insieme a servizio di un territorio che è lo stesso, che è comune. E allora il nostro spirito di servizio che in questa giornata abbiamo voluto rimotivare proprio dell'essere proprio segno di una cura nel racconto di tutte quelle storie che più o meno silenziosamente sono parte e costruiscono il tessuto del nostro Tigullio. E non potevano mancare gli auguri di Natale degli sportivi. Il Vescovo Giampio ha celebrato la Santa Messa per i dirigenti del Centro Sportivo Italiano, che con le sue 110 società affiliate nel territorio della diocesi di Chiavari promuove iniziative di inclusione sociale attraverso la pratica sportiva. Solo chi si sente amato è in condizione di poter amare. Il Vescovo ha tratto spunto dal Vangelo per proporre una riflessione alle società affiliate al Centro Sportivo Italiano, alla dirigenza, in una messa di Natale che è stata riproposta dopo un po' di tempo in realtà, quindi una tradizione che si è rinnovata. Sì, lo sport è amore, passione, quindi noi sportivi abbiamo deciso, siccome ogni anno facciamo la messa di Natale ma magari viene fatta in maniera differente, alcuni anni fa è stata fatta
appunto in palestra, qualche anno, 2 anni fa è stata fatta in cattedrale, quindi comunque quest'anno abbiamo voluto riproporlo in palestra proprio perché è il nostro ambiente, quindi è giusto che i dirigenti, visto che era legata non a tutte le società del centro sportivo ma proprio solo praticamente alla presidenza e alla dirigenza, di ritrovarsi in palestra, che è un po' il nostro habitat. Ecco, quante sono le società affiliate al CSI nel nostro territorio? Le società sono 110 società sportive affiliate al nostro territorio, quindi nella nostra diocesi, e 11.000 tesserati. Sono numeri altissimi perché 11.000 tesserati, 10.000 non era mai stato toccato, era un muro invalicabile che abbiamo superato 2 anni fa, l'anno scorso 11.000, e 110 società sportive sono tantissime anche da gestire con i loro problemi, con le loro esigenze, cerchiamo di ascoltarle tutte e di accontentarle tutte. Ecco, ma cosa significa essere affiliati al CSI? Cioè, in pratica che forma di collaborazione si genera? CSI è un comitato, ognuno di noi ha la propria società sportiva dove appunto presta la propria opera di volontariato nella propria società sportiva con le varie discipline, perché Centro Sportivo Italiano, essendo un ente di promozione, ha tutte le discipline sportive, non si occupa solo di una disciplina. Da noi abbiamo affiliato scuole dove proponiamo magari attività per i ragazzi, abbiamo affiliato le parrocchie dove proponiamo dei campionatini, dei tornei legati all'oratorio, il progetto scuola con i vari dopo scuola, le società normali, diciamo le ASD classiche, con i vari campionati che sono di federazione, magari per quelli un po' più bravini, e per gli enti di promozione sportiva come il Centro Sportivo Italiano per quelli magari un po' meno bravini, dove gli si dà lo spazio per poter giocare, quindi campionati di basket, pallavolo, arti marziali, feste dello sport, perché poi alla fine la nostra anima sportiva nelle feste dello sport si esprime perché permette a tutti di poter provare, di poter partecipare con gli sport in piazza. Sempre nella sua riflessione il Vescovo ha detto che si può essere grandi nell'amore quando si collabora nelle piccole e grandi opere di ogni giorno, ossia inclusione, sostegno, perdono, un po', ha detto, come nello sport, che di per sé include. Ecco, in che modo il CSI sostiene l'inclusione nella pratica sportiva? Noi il CSI essendo già un insieme, quindi ci deve essere per forza la collaborazione. A volte, spesso nel nostro comitato ci sono 14-15 associazioni dello stesso sport, quindi non vuol dire essere una contro l'altra, ma vuol dire collaborare, e quindi è la prima forma di collaborazione, l'insieme. Poi noi come ente del terzo settore abbiamo i progetti, quindi i progetti sull'inclusione, come abbiamo fatto, per esempio abbiamo ricordato prima con l'ANFAS, è stato permesso con i fondi del Centro Sportivo Italiano ai ragazzini dell'ANFAS di fare scherma, quindi con la Scherma Chiavari, società affiliata, e bocce dove i ragazzini hanno potuto partecipare e praticare sport, quindi l'inclusione dello sport con i nostri fondi e grazie ai ragazzini dell'ANFAS che ci siamo compensati uno con l'altro. Anche altri progetti, viene fatto a Casarza un progetto multisport dedicato alla disabilità, e poi anche altri progetti legati magari alle parrocchie, all'inclusione, a chi ha meno la possibilità di giocare o di partecipare. Progetto scuola, nelle scuole fa sempre progetti con rette minime, proprio per permettere a tutti, e so che anche quando magari chi non può poi viene aiutato, quindi è proprio un discorso di offrire lo sport a 360 gradi e l'inclusione il più possibile. Ecco, siete riusciti anche a raggranellare i fondi per fare beneficenza all'ANFAS di Guglio S, con cui esiste una collaborazione da diverso tempo, al Villaggio del Ragazzo, che sta ristrutturando un'opera mastodontica, la sua palestra, che potrebbe essere appunto a servizio di tutto il territorio, e anche a Teleradio Pace. Ecco, perché avete voluto incarnare anche la solidarietà con questo gesto? Sì, ad esempio questi fondi sono nati dal fatto dell'idea di organizzare dei giochi di comitato per dei gruppi o delle parrocchie, dove praticamente queste persone, questi ragazzi di tutte le età, perché si va dai 14 anni fino ai 50-60, potevano giocare calciobalilla, ping pong, dodgeball, cioè giochi tradizionali, quindi praticamente giocando c'era
dona una moneta, che era un po' uno slogan, prima di entrare in campo dona una moneta, quindi abbiamo raccolto questo fondo che poi abbiamo destinato a questi tre enti, l'ANFAS con cui appunto collaboriamo, il Villaggio del Ragazzo perché proprio la mancanza di strutture, quindi una nuova struttura, una cosa importantissima per il territorio, e Teleradio Pace per il servizio che comunque offre nello sviluppare, nel far sapere quello che viene fatto dalle associazioni, dagli enti come noi e dalle varie realtà del territorio. Domenica 21 dicembre la comunità di Rapallo vivrà un momento particolarmente caro alla tradizione natalizia, ossia la benedizione dei bambinelli durante la Santa Messa delle 10:30 nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio. Saranno protagonisti i più piccoli che porteranno il loro Gesù bambino, che saranno benedetti e poi riportati nei presepi delle case. Tutti i bambini e i ragazzi sono invitati a partecipare. Ora facciamo un passo indietro e andiamo a sabato 13 dicembre, quando la comunità parrocchiale di Masso, insieme ad un folto gruppo di parenti e amici, si è radunata per celebrare i 90 anni di Don Luigi Olivieri. La celebrazione, presieduta dal sacerdote, è stata ospitata nel santuario dedicato a Nostra Signora di Loreto. Non avrebbe potuto festeggiare in un altro luogo i suoi 90 anni Don Luigi Olivieri, che nel piccolo santuario della Madonna di Loreto a Castiglione Chiavarese ha ricevuto la prima comunione e ha maturato la sua vocazione al sacerdozio. C'erano i fedeli della comunità di Masso, c'erano i parenti e gli amici, c'era il parroco, c'era soprattutto un clima di gratitudine che lo stesso Don Luigi ha reso concreto con la placida bonomia che ne contraddistingue il tratto. Allora, è bello tornare dove ti è nasciuto figlio, dice la canzone, perché dove si è nato, dove si è cresciuti, sono i ricordi più belli, ma soprattutto perché Madonna di Loreto vuol dire casa, vuol dire famiglia, madre di casa. E Maria a me piace tanto sentire come mamma di casa, che ama, che dà tutto, fa tutto e non pretende niente. Ma a noi, quando noi dobbiamo almeno dire grazie, siamo sicuri che apriamo il cuore per poter ricevere ancora. Non è per convincerla a darci, come anche il Signore, no? È solamente aprire il cuore per poter ancora ricevere. Ordinato sacerdote nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari il 21 maggio del 1961, Don Luigi ha celebrato la sua prima messa proprio al santuario di Masso il giorno successivo. Ha svolto molti servizi. È stato vicario a San Giacomo di Rupinaro, poi a Portofino e ancora a Bacezze, poi parroco di San Buceto. Nel 1969 è stato nominato parroco di Rocca Tagliata e vicario di Neirone. Dal 1974 al 1982 è stato vicario parrocchiale a San Michele di Casarza Ligure e cappellano autonomo di Francolano e ha acquisito anche il titolo di parroco di Cardini e di Verici. Nel 1982 è stato nominato parroco di Sopra la Croce e abate parroco all'abbazia di Borzone. Dal 1992 è stato a Borgonovo, a cui ha aggiunto nel corso degli anni le parrocchie di Vignolo, Mezzanego, Montemoggio e San Siro Foce. È stato inoltre assistente dell'Azione Cattolica Uomini, dell'Unitalsi e del Rinnovamento nello Spirito Santo e dal 2012 è assistente spirituale Fidei Donum della comunità Nuovi Orizzonti. Dal 2018 è aiuto pastorale della parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio a Rapallo. 90 anni Don Luigi non li dimostra affatto, ma al di là della considerazione spicciola e forse un po' scontata, viene da chiedersi dove stia il segreto di un cuore che conserva appunto questa gratitudine, capace di ricevere ancora. E la gioia grande oggi che ho avuto insomma ancora inabbrancate parenti, perché insomma anche le nostre parentele ormai un po' si allargano, ma anche si diluiscono. Però c'eravamo un bel gruppo. Persone veramente che mi ha fatto tanto piacere perché ho visto che avevano tanta gioia in cuore. E questo è bello perché la parola che mi viene in mente, che io cerco di vivere anche, no? Sono contento, ma non mi accontento. Perché la gioia, se non è rinnovata in questo, è come il vino, che se lo bevi non ce ne metti dell'altro, in fretta si esaurisce. Quindi dico grazie al Signore, grazie a Maria, grazie a tutti quelli che sono venuti, grazie anche a Telepace che ogni tanto ci fa qualche servizio, che è anche bello. E sono qui, alle spalle vedete lo stendardo, no?
cioè a bandiera ci dicevamo noi una volta, ma che era prerogativa di mio papà portarla in processione. Era il suo... E col dono che lui poteva fare alla Madonna, portare in processione la sua immagine. Ed ne era orgoglioso, ma veramente con gioia. E a mio papà e mia mamma, devo dire, dice la canzone che ve la dico in genovese, speriamo che la comprendiate, la finale. Se a me vita, a Madonna e ao Signore lo consacra, le per fede da mia mamma, per preghiere di papà. Traduco, se la mia vita alla Madonna e al Signore l'ho consacrata, lo debbo alla fede della mamma e alle preghiere di papà. A loro grazie e a tutti voi tanti auguri. Di arrivare almeno in buona salute anche a questa età e poi, se vuole il Signore, ancora avanti. Ciao a tutti. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa, il nostro viaggio alla scoperta della vita della diocesi di Chiavari. Grazie a tutte e tutti voi per averci seguito e l'augurio di un sereno Natale.